6 ex dipendenti della provincia, a questo punto se non ho visto male, furbetti del cartellino, sospesi dopo un'indagine dei carabinieri. Allora, ovviamente le indagini sono in corso, verranno fatti tutti gli approfondimenti e non compete a me accertare se i fatti sussistano oppure no. Certo, posso giudicarli da qui, per quello che ho letto, per quello che mi è stato riferito. Qualora i fatti fossero accertati, per quanto mi riguarda è un fatto grave, voglio da subito dire che nell'amministrazione regionale lavorano tante persone di qualità e di valore che hanno il massimo rispetto dell'istituzione nella quale lavorano, ma è proprio per proteggere queste persone, per proteggere tutti i cittadini che bisogna agire laddove qualcuno invece evidentemente sbaglia e non si comporta come dovrebbe. Io ringrazio i carabinieri, le forze dell'ordine perché alla base c'è un'indagine accurata e ovviamente credo che vadano predisposti tutte le misure affinché questo non accada più e affinché i cittadini possano essere tranquillizzati rispetto all'attività che nelle istituzioni si svolge. Voglio da subito anche anticipare che qualora questi fatti fossero perseguiti e quindi vi fosse un procedimento aperto, l'amministrazione regionale ha già dato mandato all'avvocatura di costituirsi parte civile. Lo troviamo giusto perché è un modo anche di far capire che non sono accettabili, non lo sono mai stati, ma adesso lo sono ancora di meno, comportamenti che vadano in quella direzione. Ci sarà una stretta maggiore sui controlli, sulle apparecchiature tecniche che possono prevenire questi comportamenti? Ma allora, noi abbiamo delle regole chiare all'interno, ovviamente parlo dell'amministrazione regionale in particolare, abbiamo delle regole chiare per quanto riguarda l'accesso agli uffici, per quanto riguarda gli orari, sono degli orari che abbiamo condiviso anche con le organizzazioni sindacali, con i rappresentanti dei lavoratori e ovviamente abbiamo anche la necessità di proteggere e rendere sicuri gli accessi alle amministrazioni, l'accesso in particolare alle sedi regionali, ed è il motivo per cui abbiamo in questi anni fatto dei piccoli investimenti perché questo potesse avvenire. Un'ultima cosa, tempo fa quando era successo qualcosa di analogo all'Università di Trieste, la CGIL era uscita con un comunicato dicendo hanno sbagliato i lavoratori ma è colpa soprattutto della dirigenza che non vigila. È possibile che i sindacati abbiano un atteggiamento comunque insomma in qualche modo morbido verso i lavoratori? Allora, non posso parlare a nome dei sindacati, anch'essi fanno un lavoro importante di informazione e di tutela del lavoro e dei lavoratori. Nessuno credo abbia mai avuto atteggiamenti di connivenza rispetto ad alcuno. Certo è che bisogna aumentare i controlli, la vigilanza, se però vengono scoperti fatti di questo tipo, una volta accertati, vuol dire anche che c'è il controllo e c'è l'attenzione necessaria.